Gloria al Signore. Abbiamo la Bibbia, condividiamo insieme un passo della parola del Signore. In Luca, capitolo 6, vogliamo leggere dal primo verso fino al verso 11. Luca, capitolo 6, dal primo verso fino al verso 11. Alleluia. Appena trovato vi invito a alzarvi in piedi. Vogliamo onorare la parola di Dio. Alleluia. Dio possa parlare al nostro cuore. Amen. Amen. Al Signore la lode e la gloria. Amen. Avvenne che in un giorno di sabato egli passava per i campi di grano e i suoi discepoli strappavano delle spighe e sfregandole con le mani mangiavano. E alcuni dei farisei dissero: perché fate questo, quello che non è lecito nel giorno del sabato? Gesù rispondendo disse loro: non avete letto neppure quel che fece Davide quando ebbe fame, egli e coloro che erano con lui, come entrò nella casa di Dio e prese i pani di presentazione, ne mangiò e ne diede anche a coloro che erano con lui, benché non sia lecito mangiarne se non ai soli sacerdoti? E diceva loro: il figlio dell'uomo è Signore del sabato. Avvenne che in un giorno di sabato egli entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era lì un uomo che aveva la mano destra secca. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se avrebbe fatto una guarigione il giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma egli conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano secca: alzati e mettiti nel mezzo. Ed egli, alzatosi, stette su. Poi Gesù disse loro: io domando a voi, è lecito il giorno di sabato fare del bene o fare del male? Di salvare una persona o di ucciderla? E girato lo sguardo intorno su tutti loro, disse a quell'uomo: stendi la mano. Egli fece così e la sua mano tornò sana. Ed essi furono ripieni di furore e discutevano tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Amen. Accomodatevi. Gloria al Signore. Sapete in sintesi cosa ci parla questo passo che abbiamo letto? Dell'interesse di Dio per l'uomo e del disinteresse dell'uomo verso l'uomo. Come? Il giorno del sabato i farisei erano legalisti, no? Ma il Signore è il Signore del sabato, della domenica, del lunedì, del martedì fino al venerdì, no, dalla domenica all'altra domenica. Il Signore è il Signore. Amen. C'è una differenza tra essere religiosi e avere relazione con Dio. I farisei erano religiosi, legalisti, osservavano la legge, ma non avevano rispetto per Dio e tantomeno per le persone bisognose nell'intervento di Dio. Portavano avanti la loro religione. Ma Dio non ha voluto mai presentare all'uomo una religione. Dio ha voluto sempre una relazione con l'uomo. Per la religione accadono guerre. Si uccide a causa della religione. La religione non vuol dire avere rispetto per l'uomo, no. È solo manifestare ipocrisia. Si è ipocriti. Il giorno di sabato, mentre Gesù passava con i suoi discepoli e passava in questo campo di grano, i suoi discepoli ebbero fame. C'erano delle spighe, si cavarono
mangiarono delle spighe, non so, di grano, no? Qualcosa che si poteva mangiare, non lo so. Subito i farisei: ma è lecito fare così il giorno di sabato? Se hai fame, perché non è lecito. Come risponde Gesù? Ma voi che siete religiosi e sapete la legge, la Torah, no? Vi ricordate quell'episodio che è avvenuto quando Davide era inseguito da Saulo, non scappava, trovò rifugio nel Tempio, nella casa del Signore. C'erano i pani di presentazione, dove uno scappava e non mangiava da giorni, ebbero fame e mangiò Davide e i suoi. Quello non si poteva toccare il cibo, ma Davide l'ha mangiato. Che lezione, no? E poi dice così: il figlio dell'uomo, cioè lui stesso, Gesù, che veniva chiamato il figlio dell'uomo, è il Signore del sabato. Il giorno di sabato entrò nella sinagoga, si mise ad insegnare nella sinagoga, e lì c'è proprio un'opportunità che Gesù usa per insegnare ancora qualcosa di veramente profondo: l'interesse di Dio per l'uomo. Amen. Dio si interessa ancora oggi dell'uomo. Amen. Perché ha mandato Gesù? Per salvare l'umanità. Amen. Poteva lasciare il compito alla religione? No, la religione non poteva salvare dal peccato, e neanche oggi può salvare dal peccato. Chi salva dal peccato è Gesù. Amen. E Giovanni il Battista riconobbe in Gesù che cosa? Il sacrificio. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ecco colui che si sacrificherà sul duro legno della croce come un agnello, portato al mattatoio, scannato. Amen? Si sacrificherà, verserà il suo sangue, e il suo sangue toglierà il peccato del mondo. Alleluia. Ancora oggi Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Amen. Solo Gesù salva, e in Gesù solo c'è salvezza, non nella religione. Alleluia. La religione è solo un'osservanza di regole umane e interpretate male dall'uomo. Quelle regole non sono assolutamente volontà di Dio. Dio non ti dice che se hai fame non puoi mangiare ciò che ti capita. Amen. Amen. Dio non vuole che tu soffri la fame. Dio si interessa a te. Amen. C'è qualcosa da mangiare e mangia, gloria a Dio. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. O perché c'è il giorno che non si lavora, non si può fare niente, neanche del bene alle persone. Alleluia. Noi sempre abbiamo possibilità di fare del bene. Amen. E Dio ci dia possibilità sempre di poter fare del bene. Alleluia. Ma il bene più grande che possiamo fare alle persone è parlare di Gesù. Amen. Amen. Questo è il bene più grande. Poi c'è anche possibilità di fare del bene materiale, gloria a Dio. Possiamo fare del bene materiale, facciamolo pure. Tutto alla gloria di Dio. Alleluia, Signore. Alleluia. Gli scribi e i farisei osservavano, perché lì c'era un uomo che aveva la mano destra secca, era paralizzato, non lo so, non la poteva usare. E a quell'epoca non c'era la pensione di invalidità. E con la mano secca avevi difficoltà a lavorare. Forse non trovavi lavoro e perdevi in un certo senso dignità, anche come uomo. Eri uno che non serviva a niente. Cercavi lavoro, ma c'è la mano che non puoi usare, che cosa mi può essere utile? Con una mano cosa puoi fare? Soprattutto nella mano destra paralizzata, quindi quella che è più operosa, no? Però poi quell'uomo stava nella casa del Signore, con la sua malattia, con la sua infermità, stava a cercare
il Signore. Amen. Amen. Alleluia. E il Signore lo vede in quel giorno. Alleluia. E davanti a tutti mostra che mentre nessuno usava misericordia per quell'uomo, Dio usa misericordia. Lo chiama, tu che stai lì, vieni avanti, alzati. E quell'uomo si alza. Alleluia, davanti a tutti. Pensate, veniva osservato, eppure ubbidisce a quello che Gesù gli dice. Tu alzati, con la mano secca, alzati. E quell'uomo si alza. Gesù conosceva i pensieri di coloro che erano lì per accusarlo. Vediamo cosa fa Gesù se lo guarisce. Non doveva guarirlo il Signore, che ne dite voi? Non doveva guarirlo perché era sabato? No. E Dio ci ama, amen. Amen. Alleluia. È sabato e il Signore lo guarisce. Amen. Amen. Oggi è domenica e oggi il Signore può guarire qualcuno. Amen. 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 Alleluia, gloria al Signore. Alzati e metti nel mezzo. Tutti devono vedere. Ma vedete l'obbedienza di quest'uomo, l'umiltà. Si alza e ubbidisce, fa quello che dice Gesù. Oggi se facciamo un appello, chi sta male venga avanti. Si rimane nel posto. Vieni avanti. Vuoi qualcosa? Vieni avanti. Abbi il coraggio di chiedere al Signore. Amen. O no? Amen. C'è un appello, rispondi. Qualche punto uno alza la mano, dice, ma fatti avanti. Abbi il coraggio. Questo chiede il Signore. Amen. Stai nel mezzo, dove tutti possono vederti. Io domando a voi, dice Gesù, a voi farisei, è lecito il giorno di sabato fare del bene o fare del male? Cosa possiamo fare? Cioè il non fare del bene equivale, quando non è la possibilità, a fare il male. Siete d'accordo? Sì. Ma questo i farisei non lo capivano, perché per loro era importante osservare la legge. Oggi è sabato, non si deve fare niente, come se fosse un lavoro per Dio guarire. I limiti della religione sono tanti, ma Dio non ha limiti. Amen. Alleluia. È lecito il giorno di sabato fare del bene o fare del male? Di salvare una persona o di ucciderla? Nessuna risposta. Perché il Signore è disarmante. Chi osava replicare a Gesù? Se dicevano non è giusto guarirla, quella persona, allora equivaleva a dire farlo stare così in sofferenza. E gli altri cosa potevano pensare? Ma questi si interessano all'uomo, ai bisogni dell'uomo? No? Chi è che si interessa ai bisogni dell'uomo? Ai miei bisogni, ai tuoi bisogni? Gesù si interessa. Amen. E ancora oggi Gesù ha interesse. Quando ci accostiamo a Lui, quando lo cerchiamo col cuore, il Signore ha interesse a farci del bene. Alleluia. Amen. Amen. Gloria al Signore. Girato lo sguardo intorno su tutti loro, si rivolge a quell'uomo e dice: stendi la mano. Quell'uomo ubbidì, fece così, e cosa succede? La sua mano tornò sana. Amen. Alleluia. Quell'uomo ritrova guarigione, l'utilizzo della mano e quindi anche una dignità ritrovata. Gloria al Signore. Adesso poteva guadagnarsi il pane lavorando con le proprie mani. Gloria a Dio. Amen. Vedete, il Signore tiene alla nostra dignità perché ci rispetta. Amen. Alleluia. Grazie. Ha voluto Signore. dimostrare il Signore che non c'è momento, tempo,
Lui decide di operare, Lui opera. Amen. Non c'è nessuno che possa impedire l'opera del Signore. Alleluia. E ieri sera me ne sono reso conto. Quando quei pochi volantini che abbiamo diffuso, dicevo, ma chi verrà al concerto gospel? Ma chi verrà mai? Eppure tanta gente è entrata. Amen. Tanta gente è entrata. E il Signore ha parlato al mio cuore, ha detto, vedi, se io voglio, può accadere ogni cosa. Amen. Amen. Non sei tu. Signore, pochi volantini, hanno avuto poco tempo per diffonderli. Sapete, umanamente, no? Eppure il Signore ha fatto in modo che le persone avessero quel messaggio, concerto gospel. Poi abbiamo chiesto a qualcuno, come avete saputo? Con i social, con i volantini, sì, era gratis, io sono esperto, cioè sono un fan del gospel, non mi piace il gospel, leggo perché vedo si accomodi. Gloria al Signore, quello che fa Dio, supera i nostri pensieri. Alleluia, gloria al Signore. Ora, vedendo quel miracolo, i farisei furono pieni di rabbia, di furore, no? E pensavano sempre come far del male a Gesù. Oh Signore, aiutaci. Quando mi dicono di che religione sei, io dico di nessuna. La mia fede è in Cristo Gesù. Amen. Io credo in Dio Padre, nel suo figliolo Gesù, e credo nella potenza, nella guida dello Spirito Santo. Amen. Io credo in Dio. Amen. Io adoro Dio in spirito e verità. Alleluia. Questa è la mia fede. Amen. Non è la mia religione, è la mia fede. Alleluia. Alleluia, gloria al Signore. Dio ci rende liberi. Amen. Amen? Amen. Siamo liberi. Amen. Altro che schiavitù. La schiavitù sono chi è religioso. E la schiavitù è nella religione. Ma in Cristo c'è libertà. Amen. Alleluia. Per questo voglio rivolgermi ai giovani. Non vedete un peso accettare Gesù. Alleluia. Ma è una gioia accettarlo nel proprio cuore. Amen. Alleluia. Non sentiteli, come dire, una serie di obblighi. No, sarete liberi accettando Gesù. Amen. In Gesù c'è vera libertà. Amen. Non c'è costrizione. Siamo liberi. Amen. Questa mattina siamo stati liberi di venire in chiesa. Nessuno ci ha imposto di andare in chiesa. Amen. Ma abbiamo scelto la parte buona, Amen. che non ci sarà mai tolta. E quindi, gloria a Dio. Amen. Alleluia. Glorifichiamo il Signore perché sentiamo la libertà di dare gloria a Dio. Nessun peso, nessuna catena più. Alleluia. Ma libertà perché Gesù, quando l'abbiamo accettato nella nostra vita, ha spezzato le catene. Alleluia. E quindi quando siamo in comunione con Lui, alleluia, quando il nostro cuore è aperto, sentiamo la libertà di dire gloria a te, Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome. A te sia la lode e la gloria, oh Dio. Non innalziamo una chiesa, non innalziamo una denominazione, ma noi diamo gloria a Gesù, Amen. il Signore. Amen. Alleluia. Gesù è il Signore, vuol dire che è il padrone. Amen. Alleluia. Se hai un peso questa mattina, o ti senti legato, legata da qualcosa, sappi che Gesù può spezzare quelle catene Amen. e può renderti libero. Amen. Alleluia. Quindi con fiducia vogliamo adesso elevare la nostra preghiera al Signore. E dire: Spirito Santo, alleluia, anche io voglio questa relazione con te, oh Dio. Amen? Vuoi una relazione con Dio? Alleluia. Ieri ho incontrato dei ragazzi, gli abbiamo dato, bambini, adolescenti,
abbiamo dato il volantino e questa ragazza mi fa: no, alle 7 non possiamo esserci, dobbiamo fare il Ramadan. Dobbiamo fare il Ramadan, no? 8 anni, 9 anni, forse 10. Che peso in quella bambina. Rinunciare a mangiare. Non sai da quanto è che non mangio, ho fame, non vedo l'ora di farlo e poi mangiare. Che peso. Dio non mette pesi, ma ci rende gioiosi nel servirlo. Amen. Alleluia. Adesso dobbiamo pregare. Vi dico dobbiamo pregare, no? Vi dico insieme vogliamo elevare la nostra preghiera al Signore se desideriamo. Amen. Siamo liberi. Vogliamo alzarci in piedi. Alleluia. Gloria al Signore.